A me con l'occhio serri pustiava una picciotella. Aspettava che usciva di casa, avvicinarla e dirci qualche cosa. Con un sci, finta che passavo da peccato, e ci mise subito al lato e camminando cominciava a parlarci. Non era facile parlare con una picciotta. Non è come ora che al momento si fanno tutte cose. Di 2 minuti che ne italiano, le gambe mi cominciarono a tremare, il cuore mi stava scoppiando, le parole mi ne uscivano per forza. Non mi ricordo che ci disse. Mi ricordo solo che mentre camminavamo mi vide spuntare di una renna cantonera a suo padre, con un marruggio in mano e con gli occhi puntati dritti in mia. Io fermo di da punta, io fermo di stata punta, mi passa di essere in una scena di Orlando e Rinaldo. Mi mancavano solo le spade per fare lo duello. Non sapendo occupare, mi calavo finta ad attaccarmi lo lazzo della scarpa, mentre il due mi passa vicino e mi dice: "Pegare, cammina niente". A sto punto, tutto scantato, pigliavo la prima cantonera che mi venne di petto e scomparivo. A pensarci ora mi viene da ridere. Chiedo che mi dispiace una cosa, che non ricordo più chi ci disse. Certo, tempo non è passato, non può aereo. Saccio solo che da picciotella ora mi viene moglie.